Quando iniziai il mio percorso nei disturbi alimentari mi resi conto che ero, diciamo, da sola appunto in questo percorso perché non è facile dover parlare con un'amica del secondo te quante kilocalorie ha quel cibo o come devo fare a non mangiare, anzi l'amica ti sprona a cercare di sopravvivere, così come la famiglia, così come il nucleo dei colleghi, comunque tutti quanti mi spronavano a riprendere, a mangiare, a riorganizzare un po' la mia vita alimentare. Dato che io non volevo, perché avevo degli obiettivi in mente, il mio obiettivo in quel momento era perdere tanto peso, appunto scomparire, avevo bisogno di un sostegno e inizialmente cercai appunto su Instagram, su Facebook, con l'hashtag ad esempio disturbi del comportamento alimentare o hashtag anoressia, però erano tutti video o comunque informazioni riguardanti il recovery, cioè la ripresa, la riabilitazione da un disturbo alimentare. Nessuno pubblicava qualcosa inerente al fatto non devo mangiare, ti aiuto a non mangiare. Così l'ultima mia soluzione, l'ultima mia sponda è stata Telegram, dove appunto ho cercato gruppi pro Ana, semplicemente così nella barra di ricerca è una marea, ma giuro una marea di gruppi che spingevano le ragazze. Dato che dentro di me, se la domanda è un po' se mi ha influenzato o meno, il fatto è che dentro di me c'era un piccola ma piccolissima parte che mi diceva che quello che io stavo leggendo forse era sbagliato, forse era un po', per usare un termine così, era un po' too much, cioè era veramente tanto, perché in quei gruppi non ti dicono soltanto hai fame piuttosto che mangiare il cioccolato, mangia un finocchio, no, ti dicono proprio non mangiare, inizi a camminare, ti mettono davanti anche delle immagini poco gradevoli di persone o eccessivamente sovrappeso o comunque ti dicono non devi diventare così, se tu continui a mangiare questo è quello che raggiungerai, vieni meno al tuo obiettivo. Era come se l'anoressia fosse diventata in quei gruppi, diciamo, il dio da professare, ecco. Tutto andava verso la magrezza. Qualsiasi cosa, qualsiasi soluzione, ti davano veramente qualsiasi consiglio distruttivo, ma qualsiasi consiglio per arrivare a quel peso, per arrivare a scomparire totalmente. Adesso sono stati bannati, diciamo, la maggior parte dai siti web, da Telegram, li segnalano, in primis anch'io adesso segnalo qualsiasi gruppo pro-Ana che continua a spuntarmi nei suggerimenti di Telegram. Questi gruppi sono due le tipologie di immagini che continuano imperterrite a mandare, o immagini di ragazze veramente, veramente magre, chiuse nel loro guscio, o ragazze molto magari in carne o sovrappeso, dove ti illudono il fatto che se continui ad avere un'alimentazione che non segue i ritmi dati dal gruppo, si arriverà a quel punto, come se a definirci fosse soltanto quel tipologia di corpo. Infatti una cosa che ormai sembra velata, diciamo, stiamo cercando, anzi mi metto io dentro, ma soprattutto gli psicologi, gli psichiatri, è il fatto di sostenere anche coloro che in realtà, ed è un argomento che mi piacerebbe approfondire, del fatto che non solo ci sono le classiche tipologie di disturbi alimentari. Una ragazza normopeso può avere un disturbo alimentare, può soffrire di anoressia, può soffrire di bulimia. Quello che questi gruppi è come se volessero insegnarci, nelle descrizioni sembra esserci veramente una Bibbia delle cose che si devono seguire per arrivare a un determinato scopo. Questi gruppi vanno principalmente adesso bloccati, ma non è soltanto bloccare il gruppo, perché riaprirne un altro, crearne un altro, al giorno d'oggi, con le tecnologie di oggi, fare un'altra applicazione non costa niente. Il fatto è cercare di portare, di sensibilizzare questo argomento, di capire che si può arrivare alla morte, perché diciamocelo chiaramente, anoressia, bulimia, binge eating, qualsiasi disturbo, soprattutto dal punto di vista alimentare, del malfunzionamento alimentare, blocca gli organi, perché il tuo corpo ti aiuta, ti manda dei segnali, viene in allarme,
usa tutto ciò che gli era rimasto prima che scaturisce il disturbo alimentare, usa tutto, ma ad un certo punto poi anche esso si blocca, non reagisce più, non sa più dove prendere gli alimenti, la nutrizione, il tutto per sopravvivere. E se non scaturisce dal punto di vista fisico, lo fa anche dal punto di vista intellettivo. Sembra che i ragionamenti siano molto più fiochi, difficile ragionare su argomenti anche molto semplici, si diventa subito irritabili, Una mia caratteristica di quando ero nel pieno del disturbo alimentare è il fatto che io mi nervosivo facilmente, molto facilmente, non avevo... È come se le mie funzioni cognitive un po' si fossero perse, si fossero un po' lasciate andare, perché comunque il nutrimento non nutre soltanto o più grasso o meno grasso, nutre principalmente la mente, che è dove parte tutto quanto.